Buonasera, grazie per essere qui. Ringrazio l'amministrazione comunale di aver dato questa opportunità e soprattutto ringrazio Andrea Frediani che si è sobbarcato un bel viaggio per venire fin qui, per essere testimonial del proprio libro. Presentare Andrea Frediani è compito da un lato molto semplice, dall'altro difficile. Andrea Frediani è conosciuto, è un autore che ha venduto 1 milione di copie. Vi dirò pochissime cose perché a me interessa sapere cosa pensa lui di se stesso e della scrittura. Andrea Frediani è essenzialmente uno storico. Non è quindi un giornalista, non è un prestato alla scrittura, è inizialmente ed essenzialmente uno storico, cioè qualcuno che ha messo le mani in corpore vili, come si dice, nella carne viva della storia, in particolare della storia antica, con un occhio attento a quell'aspetto così particolare ma così presente che è la polemologia, cioè lo studio della guerra, delle tattiche, delle strategie, la poliorcetica, la capacità ossidionale, eccetera. È un saggista, ha scritto oltre 22 o 23 saggi pubblicati ad oggi, che coprono diversi ambiti, perché si va dal Sacco di Roma alle grandi battaglie di Alessandro Magno e così via. Ed è anche, last but not least, un romanziere. Non scrive Frediani dei romanzi tout court, scrive dei romanzi storici. E questo mi consente a me, lettore, di fare un piccolo focus su che cosa sia, quale sia la mia, almeno, personale interpretazione di un romanzo storico. Per me il romanzo storico è un romanzo calato, ovviamente, in un'epoca passata, in cui il tempo passato, la storia, sia essa grande o anche minuta, diventi, nell'ordito della trama del romanzo, un personaggio, anzi uno dei personaggi principali. Se la storia, l'ambito storico, l'affresco del tempo passato rimane sullo sfondo, potremmo parlare di romanzo parastorico o di romanzo con intenzioni storiche, ma non di romanzo storico. Nel romanzo storico è quintessenziale alla trama e al dipanarsi della vicenda il fatto di essere in una certa epoca e quell'epoca diviene, sotto l'agile penna dello scrittore, un personaggio, forse uno dei personaggi più importanti, mi spingo a dire forse il più importante. Ecco perché per scrivere un romanzo storico non basta aver letto 20 articoli su una data epoca, ma occorre un amore e un portato verso la storia che solo uno storico può avere. Il libro, il romanzo, qualunque esso sia, è stato definito come una delle più, diciamo così, popolari e economiche forme di spostamento. Quando io leggo un romanzo, in particolare un romanzo storico, in particolare un romanzo storico scritto da Andrea Frediani, io vivo una dislocazione, io entro in un'epoca completamente diversa dalla mia, vivo mentalità, usi, costumi completamente diversi dai miei e viaggio. E viaggio seguendo il suo modo di scrivere e percorro la vicenda con la consapevolezza di essere parte di essa. Da lettore io vi dico che esistono dei romanzi e posso dire che i romanzi di Frediani
fanno parte di questa categoria, in cui il lettore, una volta arrivato a metà, 2/3, ha quel senso di rallentamento della lettura per troppo amore del romanzo. Mi dispiace di star finendo il romanzo. Ho voglia di sapere come vada a finire, ho voglia di sapere, per esempio, chi sia l'assassino o come vada a finire una storia d'amore, ma rallento perché mi dispiace dover dire adesso lo chiudo e non sarò più immerso in questa vicenda, in questa epoca storica, in queste pagine. Questa è una caratteristica che dovrebbe essere richiesta a tutti i romanzieri. Frediani l'ha sviluppata e l'ha dimostrata in maniera eclatante. Quindi la presentazione di Andrea Frediani è questa. Una persona assolutamente strutturata da un punto di vista culturale, che ci porta delle vicende, siano esse gialle, siano esse innervate da un senso del thriller, siano esse storie d'amore, potrebbe essere qualunque cosa, ma vicende che vivono e ci fanno vivere in un'altra epoca, presentata a noi come un personaggio principale. Il libro di questa sera è l'ultimo romanzo di Frediani, si intitola La spia dei Borgia ed è ambientato in un'epoca a Roma, in un'epoca che qualche decennio fa un paio di cineasti molto famosi avrebbe detto 1400, quasi 1500, no? Siamo intorno al 1494, siamo a Roma, c'è il Papa Alessandro VI. Non diremo nulla della vicenda, io perlomeno non ho questa intenzione, perché è una vicenda gialla, ma la vicenda gialla è innervata profondamente da riferimenti storici, culturali, letterari, artistici. Tant'è che alcuni protagonisti eminenti del romanzo sono dei grandi pittori. La vicenda è sostanzialmente, narra questo famoso caso irrisolto da un punto di vista della storiografia ufficiale, che è l'assassinio del duca di Gandia, figlio di Alessandro VI. La storiografia ufficiale di fatto non si è mai accordata né ha trovato dei documenti fondamentali per poter dire il mandante è stato Tizio, Caio o Sempronio, o è stata una cospirazione o è stata una serie di vicende strane che hanno confluito in un delitto. Quindi Frediani compie quell'opera che un buon restauratore, no? Di solito quando fanno i restauri degli affreschi, lì dove i restauri, cioè l'affresco è mancante, almeno la scuola attuale, moderna, lascia il vuoto per indicare la manchevolezza dell'affresco. Frediani cosa fa? Fa sostanzialmente apparire una sinopia e conclude l'affresco, perché in questo romanzo Andrea Frediani sviluppa, svolge e definisce l'assassinio del duca di Gandia, uno dei più grandi misteri della storia. Che dire di più? Possiamo parlare dello stile. Lo stile è uno stile assolutamente scorrevole, che prende, che non ti lascia andare e che ti facilita la lettura. E questo contrasta con la voglia di non arrivare a termine rapidamente. Un grande personaggio polemista, eccetera, che era Karl Kraus,
sosteneva che ci sono al mondo due tipi di scrittori. Quelli del primo tipo, nei quali la forma sta al contenuto come un bel vestito sta a un corpo umano. E poi c'è la seconda parte, la seconda stirpe di scrittori, di gente che scrive, in cui la forma è talmente quintessenziale al contenuto da poter essere paragonata a un corpo e a un'anima. Quindi il contenuto diventa l'anima e la forma diventa il corpo. Non è scindibile. Io non posso dividere un corpo dall'anima, mentre posso spogliare un corpo e mantenere inalterato il contenuto. Nella scrittura di Frediani questo non avviene. La forma e la narrazione è strettamente collegata in un sinolo al contenuto. Non possiamo scindere le due cose. E questo è, sottolineo, particolarmente efficiente per quanto riguarda sia chi legge la storia, ma anche per la soddisfazione di chi la scrive, perché effettivamente anche questo conta. Questo è Andrea Frediani. Questo libro, La spia dei Borgia, è un monumento alla dislocazione temporale, che citavo prima, e al narrare come gioia di narrare e come conoscenza di ciò che uno narra. Lontano, e lo dice poi lui nella postfazione in fondo, lontano da tutto quel milieu di storie mezzo pruriginose, mezzo raccontate a mezza voce, che circola sulla famiglia Borgia. Qui la famiglia Borgia è rappresentata per quello che era. A questo punto direi che la cosa più interessante sia capire, per esempio da Andrea Frediani, quale sia stato il percorso da storico a saggista a romanziere. E se effettivamente concordi, per esempio questa è una domanda, la faccio io ma vorrei che poi foste voi a intrattenerlo. Umberto Eco diceva in un articolo, mi pare, che il saggio storico o filosofico tende ad arrivare a delle conclusioni, quindi a sviluppare una serie di concetti, una serie di ipotesi e arrivare a delle conclusioni. Il romanzo, sostiene Eco, invece mette in scena le contraddizioni. Allora io vorrei chiedere ad Andrea Frediani se concorda con questa definizione e altrimenti quale sia la sua definizione di romanzo e quale sia stato il suo percorso dal saggio al romanzo. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie all'amministrazione comunale che mi ha invitato a presentare questo mio nuovo libro, che è una delle opere che mi ha dato più soddisfazione scrivere, intanto perché è il mio primo giallo. Terrei a specificare che, siccome uno scrittore dopo un po' si stufa di scrivere sempre le stesse cose, tenta e tende a fare altre cose diverse. È sempre un rischio, badate bene. John Grisham a un certo punto, che era famoso per i suoi legal thriller, si è messo a fare una cosa diversa, non l'ha comprato nessuno e è dovuto tornare alla tipologia di romanzi precedenti, però i lettori si erano disorientati e fece fatica a tornare ai numeri di prima. E lui si lamentava dicendo: ecco, i miei lettori vogliono sempre lo stesso romanzo, perché effettivamente uno scrittore tende a essere prigioniero di ciò che rappresenta di fronte al pubblico. Non è più se stesso, ma ciò che rappresenta. Però dopo un po', io sono 20 anni che sono in giro a scrivere libri,
uno ha voglia di cambiare e ho scritto il mio primo giallo. Ovviamente è un giallo storico, ambientato in un periodo diverso dal nostro, perché comunque il cambiamento, non potevo mettermi a scrivere un romanzo rosa o un romanzo ambientato ai giorni nostri, sarebbe stato troppo straniante per i miei lettori abituali. Insomma, uno scrittore conta soprattutto sullo zoccolo duro dei propri lettori, poi c'è anche quello, sì, quello dipende anche dalla copertina, dall'argomento, dal titolo, poi c'è anche tutta una serie di lettori più o meno ampia che ti compra occasionalmente perché è appunto colpita da uno di questi elementi. E ho scritto questo romanzo perché colpito da questo cold case, uno dei casi irrisolti più famosi della storia, e che ha lasciato dietro di sé un grosso mistero. Perché dovete sapere che il Papa, dopo 15 giorni di indagini, sospese tutto e questo ha fatto pensare agli storici che avesse scoperto che l'assassino era in famiglia e in effetti ci sono state fatte molte illazioni riguardo Cesare Borgia, che sarebbe diventato famoso poi come il Valentino, il quale effettivamente trasse grosso vantaggio dalla morte del fratello, però non c'è mai stata nessuna prova. Io nel romanzo do una mia versione giocando soprattutto sul fatto che questi famigerati Borgia avessero tantissimi nemici, quindi questo Giovanni Borgia, duca di Gandia, può essere stato veramente ucciso da chiunque, perché tutte le famiglie romane li odiavano perché le avevano rilevate al potere da stranieri, perché i Borgia erano spagnoli, sono arrivati e si sono presi tutto. Dopo che le famiglie romane, i Farnese, i Colonna, gli Orsini, gli Anniballi, da secoli si disputavano il soglio pontificio. Arrivano questi stranieri e producono nell'arco di 20 anni ben 2 papi, perché comunque Alessandro VI aveva avuto già un predecessore in Callisto III che era suo zio. Siccome il mestiere dello scrittore, del romanziere storico è quello di andare a presentare personaggi e eventi particolari, a me ha colpito questo evento. Mi sono detto, nessuno ci ha ancora scritto un romanzo, scriviamocelo. È anche la prima volta che mi occupo di Rinascimento. A me la storia piace tutta, parliamoci chiaro, però mi chiedono più spesso di scrivere libri sull'antica Roma perché vendono di più, bisogna dirlo. Basta che ci metti un legionario in copertina, la gente ti compra di default e quindi l'editore me li chiede. Però io sono laureato in storia medievale, scrivo volentieri anche di storia medievale. Ho fatto questa incursione nel Rinascimento e ho giocato appunto su quelle contraddizioni di cui parla Umberto Eco, perché dovete ammettere che è sicuramente un volano molto stimolante, sia per lo scrittore che per il lettore, narrare le vicende di un papa così spregiudicato, un papa che dovrebbe essere integerrimo, in realtà è un papa che sfoggia i suoi 5-6 figli, sfoggia le sue amanti, le madri dei suoi figli, in un'epoca dove comunque questo era abbastanza consueto, perché quello che vorrei specificare è che Alessandro VI non ha fatto molte cose diverse dai suoi predecessori e i suoi successori. È stato sottoposto a una sorta di damnatio memoriae, è stato tanto odiato perché era straniero, per l'appunto, era spagnolo e i romani, gli italici in linea di massima preferivano gestire lo stato della Chiesa tra loro. Quindi era un fatto stimolante, questo è un fatto stimolante come lo sono stati la gran parte dei soggetti che ho scelto per i miei libri, perché come vi dicevo, e qui arriviamo al percorso, alla domanda appunto che mi è stata posta, al percorso che mi ha portato a essere un romanziere. Io ho sempre desiderato convincere la gente che la storia è bella, è avvincente, è appassionante. C'era qualcosa che non andava a scuola. A scuola me la insegnavano come un insieme di date e di dati e scommetto che anche a voi l'hanno insegnata così.
Ma la storia è altro, lo hanno fatto perché si sono dimenticati che la storia è la narrazione delle vicende dell'uomo. Al centro della storia c'è l'uomo. Negli ambienti accademici in genere i protagonisti sono i processi storici e sotto certi aspetti è anche giusto così. Bisogna capire dove va una società, i motivi per cui va in una direzione. Oggi stiamo vivendo dei grandissimi sconvolgimenti. È utile conoscere anche la storia pregressa per capire che spesso gli eventi si ripetono, le dinamiche storiche si ripetono e sono causate spesso da presupposti che possono valere adesso come 2000 anni fa, anche se magari con mentalità e dinamiche diverse. Quindi è giusto che negli ambienti accademici lo storico passi in secondo piano. Il problema è che per decenni questo protagonismo dei processi storici è stato trasferito anche alla divulgazione, quindi non si faceva divulgazione. Chi ha inventato la divulgazione storica in Italia? Indro Montanelli. È stato il primo che ha raccontato la storia d'Italia attraverso i protagonisti. Dopo di lui anche i saggisti hanno cominciato a narrare la storia dal punto di vista dei protagonisti e quando la narri dal punto di vista degli uomini, la storia diventa più appassionante perché narrando le vicende degli uomini racconti i loro odi, i loro amori, le loro passioni, le loro ambizioni e le loro sfide. Cosa c'è di più interessante di una sfida tra due uomini che si reputano grandi per il potere, per la conquista, anche per un ideale? Quando racconti la storia così, la storia diventa interessante e alla fine è così che va divulgata. Quindi io, fin da ragazzo, ho letto la storia di Roma di Indro Montanelli a 9 anni e decisi allora che mi sarebbe piaciuto fare lo stesso mestiere. Convinsi subito mia madre a battere a macchina un libro che avevo scritto sulla storia della pirateria, un libretto che avevo scritto a mano sulla storia della pirateria che era un po' scopiazzato dall'enciclopedia Disney, perché come dice Stephen King, il processo di emulazione precede sempre quello creativo, normale in un bambino. E poi avevo un padre militare che i primi film che mi ha portato a vedere al cinema erano film storici, film di guerra. I primi 2 film che io ho visto sono stati Lawrence d'Arabia e La battaglia di Midway, quella con Charlton Heston. Quindi sono cresciuto respirando storia. Mio padre ne aveva tanti di libri storici in casa e quindi l'ho presa anche all'università come corso di studi. Però onestamente io pensavo che il romanzo sarebbe stato il culmine, il termine della carriera. Ancora a 40 anni dicevo sì, vabbè, insomma, a 60 anni scriverò un romanzo e sarà il culmine della mia carriera perché sarà magari la più grande soddisfazione. Perché se scrivi un saggio storico raggiungi 1000, 2000, 5000 persone, gli appassionati. Se scrivi un romanzo, se è scritto bene, puoi raggiungere 10 volte tanto. E badate bene, uno scrittore vuole essere letto, l'editore vuole vendere, ma lo scrittore vuole prima di tutto essere letto. E quindi io non ho cominciato a scrivere romanzi perché volevo guadagnare di più, credetemi, l'ho fatto perché volevo convincere più persone che la storia è appassionante. E quello era uno strumento, il romanzo è uno strumento per raggiungere più persone, anche persone che occasionalmente si interessano di storia. Le mail che mi fanno più piacere tra quelle che ricevo sono quelle delle persone che dicono ah sa, io a scuola odiavo la storia, non ho mai letto un romanzo storico, qualcuno mi dice io non ho mai letto proprio, però all'Autogrill ho visto un suo volume, aveva una bella copertina colorata, una bella scena di battaglia, il titolo mi appassionava, costava poco, l'ho comprato e da allora sono diventato un lettore appassionato di romanzi storici. Ecco, questa è la mia mission, è quello che voglio raggiungere, perché poi magari di queste tante persone occasionali che si sono avvicinate alla storia grazie all'opera mia e di qualcun altro,
magari tra loro ci sarà qualcuno dei loro figli che troverà i miei libri in casa e li leggerà, avrà voglia di studiare storia all'università e magari farà il ricercatore, apporterà delle migliorie alla ricerca storica. Comunque si contribuisce a una maggior consapevolezza delle nostre radici. Quindi senza prendersi onestamente troppo sul serio, perché parliamoci chiaro, io per prima cosa faccio intrattenimento e io parto sempre da questo presupposto. Non mi devo annoiare io, altrimenti poi si annoia lo scrittore. Siamo in un'epoca in cui la gente ormai pensa in termini associativi. Diceva un sociologo che oggi si pensa in termini associativi. Noi associamo le immagini che passano in TV e passano al cinema, laddove invece quelli della mia generazione sono cresciuti ragionando in termini deduttivi, cioè deducevamo qualcosa che leggevamo dai libri. Quindi oggi, paradossalmente, la grande lezione che ho imparato è che non è più il cinema o la TV che deve trarre spunto dalla letteratura, ma viceversa. Altrimenti la gente arriva a casa la sera dopo una giornata di lavoro stanca e preferisce guardarsi la TV invece che leggersi un libro. Quindi per rendere il libro più appetibile, concorrenziale nei confronti della TV e del cinema, bisogna scrivere con un linguaggio cinematografico. Quindi, innanzitutto, in modo semplice. Io, quando ho cominciato a scrivere i romanzi, ho pensato di scrivere alla Ken Follett, che scrive in maniera piuttosto semplice. Uno dei romanzi storici più belli che abbia mai letto è stato I pilastri della terra, secondo me. Qualcuno di voi l'avrà letto, nonostante sia un megatomo, e a un terzo del romanzo già si vuole vedere come va a finire. È molto avvincente, perché lui comunque scrive in modo semplice, non si fa fatica a comprenderlo. Poi, quello che tengo sempre a mente è che proprio perché si ragiona in termini associativi, il linguaggio deve essere quello del cinema. Di conseguenza, quando io portai il mio primo romanzo alla casa editrice, mi fecero notare, ma qui manca l'io narrante. Voi sapete che nei romanzi c'è un qualche demiurgo onnisciente che racconta la vicenda dall'alto e che sa tutto. Io invece portai un romanzo con una cifra stilistica che poi ho mantenuto in tutti i miei romanzi, in cui adotto il punto di vista dei protagonisti, come una macchina da presa che lavora in soggettiva come se fosse posta sulla testa di un protagonista. Ovvero, provate a immaginare, un protagonista può raccontarvi solo quello che vede. Se qui ci fosse un sicario alle mie spalle che è venuto a uccidermi, io non lo potrei vedere. Quindi un capitolo, che io preferisco chiamare scena perché adotto un linguaggio cinematografico, lo narro dal punto di vista di Giorgio, che vi guarda, vi sta raccontando qualcosa, sta pensando alla sua storia d'amore che ha appena vissuto, la racconta al lettore ed è inconsapevole di quello che sta accadendo alle sue spalle. Però noi sappiamo dal contesto che qualcosa alle spalle sta succedendo. Finisco il capitolo, lo lascio in sospeso, il lettore si chiede cosa verrà e poi passo passo a una scena successiva che è il punto di vista del sicario. Quindi io compongo un puzzle in cui i protagonisti è come se si passassero il testimone e la vicenda viene raccontata dal punto di vista di ogni personaggio, di modo che nessun personaggio è onnisciente, ovviamente. Il punto di vista è parziale e si lascia sempre al lettore la curiosità di sapere come si evolve la vicenda. Quindi questo ci permette anche di adottare quello che nel cinema si chiama montaggio parallelo, perché io contestualmente racconto la vicenda di Giorgio che vi sta parlando e del sicario che piano piano si avvicina, che magari è partito da casa, ha preparato i suoi strumenti di morte, si avvicina, prende la carrozza e arriva al luogo deputato per l'attentato. Quindi c'è questo montaggio parallelo, no? Io che parlo, la conferenza che va avanti
e il sicario che si avvicina. Questo in teoria è ciò che dovrebbe fare uno sceneggiatore quando prepara una sceneggiatura cinematografica o televisiva. Per questo preferisco parlare di scene piuttosto che di capitoli, di montaggio parallelo e di soggettiva. Questo è un linguaggio cinematografico che è più familiare ai lettori di oggi, a maggior ragione alle nuove generazioni che fanno sempre più fatica a leggere perché preferiscono guardare la TV. Tra l'altro la TV non è più quella dei tempi miei, c'è una ricca offerta anche da questo punto di vista. Io sono un consumatore di serie televisive perché comunque alimentano la mia fantasia. E oggi come oggi, basta parlare dei Borgia. Hanno fatto negli ultimi 3 anni ben 2 serie televisive sui Borgia, una con niente meno che Jeremy Irons, che era Papa Alessandro VI. E hanno fatto una serie televisiva sui Tudor, quella su Spartacus. E quindi vedete, anche la televisione ormai con i mezzi attuali è in grado di proporre un prodotto avvincente e spettacolare. Negli anni 60 questo non accadeva, il cinema aveva mezzi poveri e insomma, per realizzare delle scene di massa si andava incontro spesso a risultati un po' imbarazzanti. Adesso sono delle cose spettacolari che favoriscono, incentivano anche l'interesse per la storia. La gente si va a vedere il film, si vede una serie televisiva, poi magari gli viene la curiosità di approfondire l'argomento e si compra un romanzo, qualcuno, i più acculturati, si comprano un saggio. Però, come ripeto, il saggio è rivolto agli appassionati, magari a quelli che la domenica, e ce ne stanno tanti in Italia, badate, si mettono l'elmo d'antico romano, l'armatura e si mettono a marciare con sti 35 kg addosso, perché il legionario romano si portava addosso 35 kg di equipaggiamento e si faceva 25 km al giorno. Sono in tanti a farlo, credetemi, anche in Italia. A Roma il 21 aprile, data della nascita di Roma convenzionale, si danno convegno da tutto il mondo i gruppi di ricostruzione storica e fanno una sfilata dal Circo Massimo al Colosseo e ritorno e arrivano ad essere anche 1500 e poi il pomeriggio inscenano una battaglia nel Circo Massimo tra romani e barbari. Ed è una cosa molto interessante perché lo fanno tra l'altro con molta attenzione e molto rispetto per la filologia e per la ricostruzione storica. Poi magari sono un po' facinorosi tra loro perché ogni gruppo ritiene di avere centrato la ricostruzione perfetta e allora si scindono, mentre potrebbero formare io glielo dico sempre, questi qui, dico ma i romani avevano come unità base la centuria che era costituita da 80 uomini. Se volete ricostruire la tattica degli antichi romani, vi serve almeno una centuria, quindi 80 uomini per fare i movimenti, per fare la cosiddetta mutatio. La mutatio era che si avvicendavano in continuazione in prima linea, così non si stancavano mai. Solo che questi litigano sempre tra loro e si scindono in tanti gruppi e quindi non riescono mai a essere più di 20-30 ciascuno, quindi non riescono a creare un vero e proprio esercito. Il 21 aprile di solito mette d'accordo tutti, proprio insomma, come si dice a Roma, è la giornata del volemo bene, e riescono a inscenare una grande battaglia con almeno 150 persone in campo ripartite tra romani e barbari. Quelli sono, se vogliamo, lo zoccolo duro dei lettori. Loro ti comprano sicuramente e ti fanno le pulci. Perché ecco, il mestiere del romanziere storico è uno dei più ingrati e difficili perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Nel senso, se tu devi soddisfare quelli che si vestono antichi romani, devi fare un libro pieno di descrizioni, perché se no dicono Frediani ha scritto che la fibula della cintura del centurione era tonda, invece era quadrata. Solo perché magari da un'altra parte è stata trovata quadrata, loro magari non sanno che magari in Austria è stata trovata una fibula quadrata, in Italia una tonda. E quindi ci tengono molto alle descrizioni. Il lettore occasionale, che poi è la gran parte, si annoia ovviamente
lunghe descrizioni. E una volta il romanzo storico lo leggevano in pochi perché chiunque scrivesse un romanzo storico voleva dimostrare che si era ben documentato, allora sciorinava lunghe descrizioni su come mangiavano gli antichi romani, su come viaggiavano, ma se io voglio sapere come mangiano gli antichi romani mi vado a comprare un saggio sulla cucina dell'antica Roma, ovviamente. Il romanzo deve avere ritmo, perché non deve annoiare un lettore, ovviamente, come dicevo prima, in genere se lo legge la sera, stravaccato sul divano o addirittura sul letto, quindi io personalmente non voglio conciliargli il sonno, voglio tenerlo con gli occhi sbarrati per sapere come va a finire. Quindi bando alle descrizioni. Il minimo indispensabile per far capire che siamo in un'altra epoca, contestualizziamo la vicenda, perché così deve essere, perché appunto siamo in un'altra epoca e c'è una differente mentalità, però io personalmente privilegio l'azione e l'approfondimento psicologico, perché quelle sono degli evergreen, tutto sommato tendono sempre a favorire il ritmo del romanzo, anche l'approfondimento psicologico, perché comunque torniamo al punto di partenza. Siccome al centro della storia c'è l'uomo, quando c'è un grande uomo, il lettore vuole sapere cosa l'ha spinto a compiere queste grandi gesta che l'hanno portato magari Alessandro Magno è arrivato fino in India. Perché è arrivato fino in India? Chi glielo faceva fare? A quel tempo mica c'erano dei mezzi di trasporto come quelli che abbiamo oggi. Ci sono arrivati a piedi in India, dalla Grecia. Se pensate che Giulio Cesare a 33 anni, al suo primo incarico militare, si trova davanti alla statua di Alessandro Magno e si mise a piangere. Qualcuno vicino gli disse: ma perché piangi? E lui rispose: perché ho l'età che aveva Alessandro Magno quando è morto e non ho combinato ancora nulla. Lui aveva conquistato il mondo intero. Poi si sarebbe rifatto, però questo vi dà anche l'idea che molti grandi uomini sono tali perché se lo sono messi in testa fin da giovani, volevano per forza diventare i più grandi nel loro ambito. Cicerone ha riscritto tutte le sue arringhe perché le leggessero i posteri. Si racconta che uno dei suoi clienti, che era stato però esiliato perché ritenuto colpevole, quindi in quel caso Cicerone aveva perso la causa, Metello, ricevette da Cicerone l'arringa che aveva tenuto. Mesi dopo gliela mandò nell'isola in cui era stato esiliato e Metello commentò: beh, se il mio avvocato avesse scritto veramente queste cose io non sarei stato condannato, perché Cicerone pensava sempre ai posteri. Questi grandi uomini sono tali perché desideravano esserlo, quindi a qualcuno è andato male, a qualcuno che ha giocato d'azzardo come Cesare è andata bene ed ha corso dei rischi, gli è andata bene, ma per un Cesare ci sono stati tanti eroi sfortunati, altrettanto spergiudicati, cui è andata male. Il mestiere dello storico e soprattutto del romanziere storico è quello di farveli conoscere, perché sono sempre personaggi avvincenti. Tutti conoscono Leonida perché si è immolato alle Termopili con i suoi 300, ma nessuno sa che c'è stato un altro re spartano, un secolo e mezzo dopo di lui, che si è immolato allo stesso modo per la libertà della Grecia, fu ferito alle gambe e continuò a combattere in ginocchio contro le truppe avversarie, uccidendo altri nemici prima di morire, finché qualcuno non scriverà di lui. Nessuno lo conoscerà, ma lo stesso vale per qualsiasi eroe storico. Se negli anni 60 Kubrick non avesse fatto il film su Spartacus con Kirk Douglas e Howard Fast non ci avesse scritto il romanzo, Spartacus sarebbe uno dei tanti schiavi ribelli romani, come gli storici conoscono essere la storia di Roma piena. William Wallace, l'eroe dell'indipendenza scozzese, nessuno lo conoscerebbe al di fuori della Scozia se Mel Gibson non avesse fatto il film Braveheart. Quindi il nostro mestiere è portare alla vostra conoscenza gli eroi sconosciuti della storia oppure una nuova veste di quelli conosciuti. Faccio un altro esempio. Una volta l'editore mi disse: scrivi una trilogia su Giulio Cesare. Io gli dissi sulle prime no, perché su Giulio Cesare hanno scritto tutti, anche Cesare ha scritto su Cesare.
Che posso dire di me, di nuovo? Insigni scrittori hanno scritto su Cesare, Max Gallò, Manfredi, Ingulden, di tutto. E poi, insomma, Cesare, tutti voi che conoscete Cesare, avete sentito parlare di Cleopatra, delle Ledi di Marzo, ormai sono luoghi comuni del nostro immaginario collettivo, del nostro portato storico. Poi mi è venuto in mente che c'era una cosa molto importante di Cesare di cui nessuno aveva parlato, perché la vita di Cesare è talmente ricca che poi la gente si fossilizza sempre su quei 3 o 4 eventi epocali, ma ce ne sono stati tanti altri. Cesare aveva avuto un migliore amico che lo ha sempre sostenuto, gli ha permesso di vincere tante battaglie, che poi quando Cesare passò il Rubicone gli si rivoltò contro e passò con gli avversari e lo combatté fino all'ultima battaglia di Cesare e trovò la morte sul campo piuttosto che arrendersi. Questa era una bellissima storia da raccontare, un'amicizia che si trasforma in un'inimicizia e neanche dovevo inventare troppo perché c'era già. Ecco, quindi per farvi capire che la storia ci pone di fronte a sfide infinite. Io credo di poter scrivere romanzi ancora per tantissimi anni perché spunti ne troverò sempre. Basta studiare, basta leggere spunti storici sui personaggi sconosciuti e conosciuti, ne troverò sempre. Quindi il romanzo storico, che per fortuna è una branca dell'editoria che gode di buona fortuna, dovrebbe sopravvivere anche a degli autori un po' raffazzonati che magari scrivono di storia solo perché adesso va di moda senza avere magari alcuna preparazione, o alcuni accademici che che provano a scrivere romanzi storici ma li scrivono in forma di saggio, perché la loro impostazione è quella. Io pure nel 2007, quando ho scritto il mio primo romanzo, mi sono portato dietro 10 anni di saggistica e se io confronto questo che è il mio ultimo romanzo col mio primo romanzo, sicuramente il linguaggio è molto, molto diverso, è molto più diretto, e ci sono molte meno descrizioni, più dialoghi e più azione, perché mi sto asciugando sempre di più e questo è il mio fine, essere sempre più comunicativo. E qui per un attimo mi fermo. Qualche domanda già? Beh, ne faccio una io. Il periodo trattato è un periodo estremamente complesso, ma è anche un periodo eccezionale per la storia, per la cultura, per l'arte italiana. Periodo che non si riproporrà mai più fino ad oggi. Nel suo romanzo La spia dei Borgia ci sono delle figure femminili molto importanti, molto pregne di un significato che va oltre la vicenda. Beh, tengo a dire che in tutti i miei romanzi le figure femminili hanno un ruolo centrale. Onestamente nella storia è ovviamente piuttosto raro nei tempi passati che una donna svolga un ruolo di rilievo, proprio perché per secoli è stata posta in una situazione di apparente soggezione. Dico apparente perché in realtà poi, se si studiano bene i contesti storici, le donne avevano un loro ruolo molto importante. Perfino a Sparta, che era la società più maschilista che ci sia nella storia della società occidentale, gli uomini stavano tra loro nelle esercizie, crescevano tra loro e poi andavano a casa una volta a settimana solo per procreare. Però perfino a Sparta le donne amministravano le proprietà che permettevano agli uomini di dedicarsi solo alla guerra, di vivere di rendita e di dedicarsi solo alla guerra. E le donne, per la gran parte del tempo, le nobili donne perlomeno,
le principesse, le regine sono state strumento di politica matrimoniale, erano spesso infelici perché venivano utilizzate per stipulare alleanze tra potenti. Io ho scritto un romanzo, La dinastia, imperniata sulle tristi vicende di Giulia, la figlia di Augusto, che fu data in sposa a 2 uomini in successione più anziani di lei, che non amava minimamente, anzi l'imperatore gli uccise pure l'amante proprio perché non voleva che avesse distrazioni, ci fece pure figli e alla fine, siccome si ribellò, la mandò in esilio sull'isola di Ventotene e il suo secondo marito Tiberio, una volta diventato imperatore, la fece morire di fame per vendicarsi di tutte le corna che gli aveva messo per reagire alla sua situazione di costrizione. Quindi alcune donne reagivano male, reagivano bene, però reagivano. Altre invece accettavano il loro destino e cercavano di farlo fruttare traendone dei vantaggi. Quindi le donne nella storia comunque offrono sempre a un romanziere grandi spunti. In questo caso avevo grandi possibilità, perché il Rinascimento è stata un'epoca di grandissime contraddizioni, tornando sempre a quello che diceva Eco, perché è stata, io vorrei dire che forse nessuna epoca ha avuto una rinascenza così potente dopo un lungo periodo, diciamo, di transizione, come è stato il Medioevo, come il Rinascimento. È un'epoca irripetibile, eppure è un'epoca che ha prodotto tantissimi capolavori di letteratura, di arte, nell'edilizia, nell'architettura, ma è stata un'epoca di grandissimi conflitti bellici. Quando si usa l'espressione guerre d'Italia, non si parla mica delle guerre che ci sono state in Italia in tutte le epoche, si parla delle guerre d'Italia del Rinascimento. C'è proprio l'espressione guerre d'Italia perché l'Italia divenne terra di conquista dei paesi europei. Anche per questo c'erano papi spregiudicati come i Borgia, perché lo Stato della Chiesa era stritolato tra le ambizioni degli Stati italiani e gli Stati europei, che se lo contendevano. Non a caso, pochi anni prima di Papa Borgia c'era stata la cosiddetta cattività avignonese. Per ben 70 anni il papato era finito in Francia, ad Avignone, e i papi erano tutti francesi, perché gli Stati europei volevano esercitare il controllo su questo Stato. Quindi i papi, dal loro punto di vista, non avevano torto ad agire come papi, come sovrani temporali, cercando di instaurare una sorta di dinastia, cosa che fa Papa Borgia, dando la porpora cardinalizia al figlio Cesare, sperando che gli succeda sul soglio pontificio. Perché ogni vacanza papale era un momento di debolezza in cui lo Stato della Chiesa era attaccabile, era conquistabile, e in cui tutti gli stati si disputavano il soglio pontificio per poter controllare quello Stato. Quindi non era neanche tanto peregrina l'idea di uno Stato difeso con le armi, cosa che farà il successore di Alessandro VI, Giulio II. Noi lo vediamo in alcuni film, come nel Tormento e l'Estasi, indossare l'armatura e condurre le proprie schiere in battaglia. Sono cose che accadevano. Le guerre d'Italia hanno squassato la penisola, producendo anche degli episodi terribili come il sacco di Roma dei Lanzichenecchi, e questo accadeva durante un periodo invece molto fecondo, che mi ha offerto infatti la possibilità di scegliere come protagonisti del mio romanzo insigni artisti come appunto Pinturicchio, che era il pittore di corte dei Borgia, e Michelangelo, il Perugino. Avevo a disposizione delle donne notevoli anche in questo periodo. Già nel contesto della famiglia Borgia avevamo Lucrezia Borgia, di cui è stato fatto un gran parlare, avevamo Vannozza Cattanei, che è stata la prima amante di Alessandro VI e che gli ha dato la gran parte dei suoi figli, e tra cui per l'appunto Cesare, Lucrezia, Giovanni e Goffredo, che sono i protagonisti, diciamo, i comprimari del romanzo,
che erano due donne molto volitive. Di Lucrezia si è detto di tutto e di più, che fosse una avvelenatrice. In realtà non è vero, era una ragazzina, perché poi stiamo parlando di tutti ragazzi, adolescenti. Il paradosso è questo: Cesare Borgia era cardinale a 18 anni, 19 anni. Giovanni Duca di Gandia viene ucciso a 21, e Lucrezia ce ne aveva 16, Goffredo 15, eppure erano duchi, principi. Il padre cercava di farli diventare re, erano cardinali. Pensate di che tempi stiamo parlando. Cioè noi ci siamo stupiti quando Renzi è diventato primo ministro a 42 anni, ma io ho scritto una quadrilogia su Augusto che è diventato console a 18. Erano tempi diversi. Nella storia si viveva di meno, quindi le tappe si bruciavano prima. Prima, insomma, l'età media era più bassa ovviamente, no? Quindi i parametri erano diversi. Lucrezia, per esempio, che svolgerà un ruolo in questa vicenda, quando è vero che era uno strumento della politica del padre, venne data in sposa a più uomini a seconda di come cambiavano le alleanze. Venne data in sposa uno Sforza perché al padre che faceva comodo un'alleanza con i duchi di Milano, poi quando non fece più comodo fecero passare lo Sforza per un impotente, quando invece aveva già avuto un figlio dalla moglie precedente, e lo costrinsero a divorziare, anzi lo minacciarono addirittura di morte costringendolo a fuggire. Però poi quando Lucrezia si è trovata da sola a reggere il Ducato di Urbino, si è dimostrata una valida amministratrice, quindi non era mica una mentecatta, era una ragazza comunque in gamba. E Cesare Borgia si sarebbe rivelato un grande condottiero che poi mise a soqquadro l'Italia nella sua breve parabola prima di morire, cercando di ritagliarsi un regno nella penisola. Quindi la stessa Vannozza Cattanei, prima amante e madre dei figli di Alessandro VI, è una che è morta straricca, che era una che sapeva fare gli affari, perché comunque è vero che ha concupito Alessandro e si è fatta dare delle proprietà, ma le ha fatte fruttare, era una donna d'affari. È vero pure che però la protagonista di questo romanzo è una donna che ho inventato. L'ho inventata però sulla base di testimonianze vere e proprie. Tenete conto che a quel tempo imperava il cosiddetto mal francese, la sifilide. Ho dato al mio personaggio una valenza drammatica molto importante proprio perché si imbatte in questo male oscuro che avevano portato i francesi durante la loro invasione dell'Italia, e questo sicuramente contribuisce a rendere più drammatico il personaggio. È un personaggio al quale ho attribuito paradossalmente, ve lo dico, i miei sentimenti che ho nutrito. Poi ho letto molte recensioni e dicono che il valore aggiunto di questo romanzo è proprio questo personaggio femminile, ed è curioso che le abbia dato i sentimenti di un maschietto. Però è un perno del romanzo. In tutti i miei romanzi le donne, anche quando non sono protagoniste della vicenda, sono il volano, sono ciò che induce gli uomini ad agire, vuoi per amore, vuoi per conquistarle, vuoi per liberarsene. Però in tutti i miei romanzi c'è velata o manifesta una storia d'amore tormentata, un po' perché comunque favorisce lo sviluppo di una trama, lo rende più drammatico, un po' perché forse le ho vissute anch'io. In parte uno scrittore ci mette sempre del proprio nei romanzi. Ovviamente più sale il mestiere e meno ci metti del tuo, cioè più sai gestire la materia di cui tratti. All'inizio ero quasi esclusivamente autobiografico, perlomeno per i sentimenti, per le sensazioni, per le modalità di sviluppo della formazione di un personaggio che ha una crescita. Tutti i personaggi hanno una crescita interiore, ovviamente. Un personaggio monolitico esiste solo nei fumetti. Io non faccio fumetti, quindi i miei romanzi, soprattutto nelle saghe, nelle trilogie, le quadrilogie, hanno un'evoluzione, cambiano carattere, cambiano mentalità a seconda delle sfide che devono affrontare.
stata regina, sì. E si dimostrò una valida amministratrice, sì, sì. Ma anche nell'antichità, addirittura nell'antichità, la stessa Livia, moglie di Augusto, si diceva che contribuisse alle sue decisioni politiche. Tra l'altro gli è sopravvissuta, Augusto è morto a 77 anni, Livia è morta a 81 addirittura, la faccia di chi dice che si viveva poco a quel tempo. In realtà c'era un'alta mortalità infantile che faceva media, però i personaggi importanti, se non li ammazzava qualcuno, campavano, facevano forse una vita più sana della nostra. Beh, quello era un dossier, il sacco di Roma, sì, il sacco di Roma era un dossier, era allegato alla rivista Storia e Dossier, quindi era un libricino, Storia e Dossier. Sì, 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 beh, quello che parla di Cellini. Mm. Dovrei risalire a 11 anni fa per rispondere a questa domanda, quindi devo fare un po' di lavoro su me stesso, perché innanzitutto devo specificare come è nato il mio percorso sui romanzi. Cioè la maggior parte della gente scrive un romanzo, lo tiene nel cassetto e spera che qualcuno glielo pubblichi, quindi lo propone a tante case editrici. Io ho avuto una grandissima fortuna, perché comunque ho lavorato molto come saggista e fu il mio editore che mi propose: vuoi scrivere un libro sulla battaglia delle Termopili? Io gli risposi: beh, l'ho già scritto, ho scritto le grandi battaglie dell'antica Grecia. E lui mi rispose: no, scrivi un romanzo, perché tra un po' di tempo uscirà un film sulla battaglia delle Termopili, 300, e vorrei farlo uscire contestualmente al film, così insomma il film fa da volano e sarebbe insomma, una bella fortuna poter far uscire un romanzo contestualmente al film. Però lo devi scrivere in 3-4 mesi, perché esce tra 3-4 mesi. Fui consapevole che per me era una grande opportunità, però mi trovavo di fronte a una sfida, non avevo mai scritto un romanzo e quindi mi dissi: ma ora come lo scrivo un romanzo? Io sono abituato a scrivere saggi. Chiesi all'editore 3 giorni di tempo perché volevo mettermi alla prova per capire se ero in grado di scrivere un romanzo. Quindi mi sono messo a ragionare su quelli che erano i miei scrittori preferiti, su come già scrivevo io
un mio collaboratore mi disse: ma guarda che tu già scrivi in una forma narrativa, basta che ci metti i dialoghi, già i tuoi saggi sono molto leggeri. Però mi rendevo conto che non bastava, perché io vivo nel terrore di annoiarmi, io ho 1000 passioni e passo continuamente dall'una all'altra. Stavo dicendo prima in macchina che io scrivo sentendo la musica, guardando il tennis, registrando, suonando la batteria, faccio 1000 cose contemporaneamente. Perché ho veramente il terrore di annoiarmi, quindi a maggior ragione ho il terrore di annoiare. Di conseguenza io ho passato un giorno a dire: come faccio a non annoiare? Quando scrivo un saggio storico mi compra chi vuole conoscere notizie, chi vuole approfondire quell'argomento, quindi non devo necessariamente avvincere, devo informare. Il saggio storico deve soprattutto informare, possibilmente in una forma non pedante. Però col romanzo è un'altra faccenda, per questo io delle volte sorrido quando vedo delle discussioni nei forum in cui la gente dice: ah, è più difficile scrivere un saggio che un romanzo storico. No, è più difficile sicuramente scrivere un romanzo, perché servono più elementi per catturare l'attenzione del lettore. E allora mi sono detto: quale può essere un sistema? Io vorrei lasciare sempre il lettore in sospeso. Ecco, io sono partito da quest'idea, che volevo lasciare sempre il lettore in sospeso. Alla fine di ogni capitolo, alla fine di ogni paragrafo, il lettore doveva chiedersi come si evolve la vicenda, e poi mi è venuto spontaneo, quando ho cominciato a scriverla dal punto di vista del mio primo protagonista. Mi ricordo ancora la prima scena, era il protagonista che si alzava dal letto, ho cominciato a narrarla dal suo punto di vista e ho detto: ma perché non manteniamo questa cifra stilistica? Perché io ho raccontato, non ho esordito raccontando la vicenda di Sparta in quel momento con l'invasione dei Persiani. Ho narrato lui che si alzava dal letto dopo aver fatto cilecca a letto con una schiava, perché era talmente depresso, perché era stato accusato di codardia. Sono partito dalla fine, perché la prima storia che ho narrato, quella della battaglia delle Termopili, nel mio primo romanzo 300, era la storia non di Leonida, di quello che è morto, ma dell'unico sopravvissuto della battaglia di Termopili, che per questo, tale Aristodemo, che non combatté perché era stato colpito da cecità momentanea, ma siccome un suo commilitone andò a combattere nonostante fosse cieco e morì insieme agli amici, fu condannato fu tacciato di vigliaccheria da tutti gli spartani, che ovviamente queste cose le prendevano molto sul serio, e dovette riscattarsi nella battaglia successiva un anno dopo, combattendo praticamente da solo davanti alle proprie linee, per dimostrare il proprio coraggio. Quindi io parto dalla fine, cioè lui che un anno dopo la battaglia di Termopili, depresso, si alza dal letto dopo aver fatto cilecca con una schiava, perché ormai non riesce più a fare neanche l'amore, perché è talmente depresso, perché ormai è disprezzato da tutti, allontanato da tutti. E allora mi sono detto: va bene, ho descritto il suo stato d'animo, ma perché non andare avanti così? Con lo stato d'animo dei protagonisti, con la visione e la visuale dei protagonisti. Ho visto che le cose si incastravano. Dopo 2 scene chiamai l'editore e gli dissi: ci sto, mi pare che funzioni. Poi ho notato che anche Ken Follett per certi aspetti scrive in questo modo, quindi forse inconsapevolmente ho seguito un po' la sua lezione, la sua e di qualche altro scrittore. Eh no, perché l'ho scritto prima che uscisse, l'ho scritto 3 mesi prima che uscisse, quindi la graphic novel l'avevo letta, ma non l'ho tenuta minimamente in considerazione, perché era un fumetto di supereroi ambientato nell'antica Grecia fondamentalmente, non aveva alcuna rispondenza con la storia, era una bella storia, ma io poi andai sul posto, andai alle Termopili e constatai che era totalmente diversa da come l'aveva raffigurata Frank Miller nella graphic novel e poi nel film. Tra l'altro non ha seguito minimamente la storia, se non per generici tratti. Io ho cercato di seguire la storia, insinuandomi però
nei punti di vuoto, perché qual è il mestiere del romanziere? È quello di ricostruire, cioè di rispettare i paletti, cioè non puoi dire che Hitler era bolscevico, devi dire che era nazista, però ci sono dei punti oscuri nella vita di questi personaggi, soprattutto nell'epoca antica. Nell'epoca antica le fonti sono arrivate veramente frammentarie. E sono pochi gli autori di cui sono sopravvissuti da gran parte delle fonti. Se noi pensiamo che l'epoca di maggior fulgore dell'impero romano è stata quella di Traiano, e di Traiano è stata l'epoca in cui l'impero ha raggiunto la massima espansione. Su Traiano noi abbiamo come fonti soltanto una cronaca redatta in epoca bizantina che sintetizza l'opera di un senatore vissuto un secolo dopo Traiano. Quindi, e in più abbiamo quella famosa colonna traiana che descrive le guerre daciche che i romani consideravano le più importanti guerre da loro combattute insieme a quelle puniche. E di quelle guerre noi conosciamo soltanto quello che è raccontato in forma di fumetto in quella colonna, perché pure Traiano ha scritto come Cesare i commentari sulle sue campagne. Cesare ha scritto il De Bello Gallico, il Bellum Civile, Traiano pure aveva scritto De Bello Dacico. Di quell'opera sopravvive solo una frase citata nell'opera di un altro scrittore, di un altro cronista dell'epoca, che ci permette di stabilire, di capire da quale passo Traiano entrò per conquistare la Dacia. Solo una frase di un'intera opera. Quindi per dirvi che ci sono molti punti oscuri che un romanziere può riempire. Certo, se su una lettera di Cicerone io leggo che Cicerone in un periodo in cui sto scrivendo adesso mi è capitato, nel prossimo romanzo Cicerone sarà uno dei protagonisti, ho dovuto leggermi tutta la sua corrispondenza, perché non posso metterlo a Roma se in una delle sue lettere alla figlia o alla moglie dice che in quel momento stava a Formia, nella sua casa di Formia. Gli anglosassoni queste cose le fanno, sono assolutamente spregiudicati, però uno che ha una formazione accademica non lo può fare. Col tempo ho imparato a essere sempre più elastico, perché le serie televisive sono più avvincenti spesso dei libri? Perché in effetti spesso trascurano la storia. Io magari non trascuro, come scrivo nella postfazione, sintetizzo, fondo alcuni personaggi. Se io avessi dovuto presentare questa vicenda inserendo tutti i personaggi, probabilmente avrei confuso le idee ai lettori, perché erano troppi protagonisti. Quindi ho fuso in un solo personaggio magari le gesta di più personaggi, ho stretto un po' i tempi, perché bisogna operare qualche intervento dal punto di vista cronologico, altrimenti non fai più narrazione, non fai più narrativa, fai cronaca, e allora torni ad annoiare e ad annoiarti. Beh, devo ammettere che io, quando scrivo, non faccio che mettere su carta quello che vedo, quello che mi passa davanti agli occhi della mia immaginazione. Cioè, io prima mi faccio il film davanti e poi lo trascrivo. Magari sto tanto tempo a guardare lo schermo bianco, cercando di riempirlo con delle immagini. Quando poi mi convincono, allora le metto su carta e la vicenda comincia a fluire. Raramente con delle interruzioni. Quando comincio a scrivere ho le idee chiare, magari ci sono stato lì. Io mi ricordo, adesso ho più mestiere, però quando ho cominciato, credetemi, non date mai retta a chi vi parla di ispirazione. L'ispirazione è per chi se la può permettere, per chi dice vabbè, quando ho l'ispirazione scrivo, tanto poi quando ho finito il romanzo proverò a pubblicarlo. Quando entri in un ingranaggio ti chiedono un romanzo ogni tot mesi, poi ti chiedono già la trama 6 mesi prima perché la devi annunciare ai librai. In genere mandano un bollettino ai librai, questo non lo sapete, 6 mesi prima che esca, soprattutto degli autori affermati, per così i librai li prenotano. Un editore
per sapere quante copie stamperà di un romanzo deve sapere in linea di massima quante ne prenoteranno i librai, e per indurre i librai a prenotarne più possibile bisogna comunicargli la trama. A me delle volte è stato chiesto di scrivere la trama di un romanzo che ancora non avevo scritto, non avevo neanche iniziato. Quindi si parte di un ingranaggio per il quale poi sei costretto a darti una fortissima disciplina e quindi a importi di scrivere. Io scrivo 5 pagine al giorno, per forza, sempre. E quando scrivi 5 pagine al giorno, in 3 mesi hai scritto il romanzo. Però per farlo devi importi una grande disciplina. All'inizio, quando ancora non ce l'avevo, io mi imponevo alla faccia dell'ispirazione. Non è che stavo lì ad aspettare, me la imponevo l'ispirazione. Io mi mettevo in piedi in posizione scomoda, magari mi scappava di andare in bagno, non ci andavo, mi imponevo di non andarci fino a quando non mi arrivava l'idea giusta. Adesso non so perché, ma più vado avanti con i romanzi e più le idee mi vengono spontanee. Non lo so perché il blocco dello scrittore ancora non ce l'ho, mi arriverà, non lo so. A me viene sempre più facile scrivere e quando comincio a scrivere le idee, le immagini mi arrivano sempre più frequentemente. Ma all'inizio questo non accadeva, facevo più fatica, quindi mi dovevo forzare. Adesso non devo aspettare, basta che mi metto seduto davanti al computer, le idee mi arrivano, le immagini mi arrivano, e soprattutto le immagini che poi traduco su carta. Quindi sì, effettivamente c'è una grande visualizzazione in quello che scrivo, soprattutto è così. In questi primi romanzi, adesso magari ho più mestiere, quindi le idee le prendo un po' dappertutto, però all'inizio sì, mi sforzavo tantissimo per visualizzare quello che dovevo scrivere. Spessissimo, spessissimo, perché quando crei un personaggio, sia esso famoso oppure inventato, perché anche i personaggi famosi hanno appunto, cioè ti danno la possibilità di scandagliare nel loro animo, perché noi i personaggi li conosciamo in base alle fonti, ma un romanziere gli dà l'anima, gli dà le motivazioni. E, in genere tu crei un personaggio e poi è lui che ti prende per mano, in realtà, da un certo momento in poi è lui che ti prende in mano e ti conduce e tu ti affezioni sia ai buoni che ai cattivi, anzi c'è il fascino del male che spesso ti fa affezionare anche più ai cattivi. E, il prossimo romanzo, quello che uscirà a ottobre, è sul cattivo per eccellenza della storia romana, un po' perché volevo confrontarmi anch'io con la descrizione di un cattivo, perché adesso pare che vadano tanto i cattivi. Se ci fate caso, i protagonisti delle serie televisive sono tutti narcotrafficanti, criminali, è una cosa micidiale. Se non sei cattivo non puoi essere protagonista di una serie televisiva. C'è questo fascino del male. Mi sono voluto confrontare anch'io. E il cattivo tira sempre, come dice sempre il mio editore, e quindi c'è sempre nei miei romanzi un cattivo, come c'è sempre una storia d'amore. E se lo scelgo tra personaggi storici, ovviamente devo attenermi alla verità. Mi fece tanto ridere il commento, perché poi noi scrittori ci divertiamo tanto sui commenti dei lettori, andiamo a leggere i commenti dei lettori, poi c'è chi è più suscettibile, c'è chi lo è meno, col tempo impari a sorridere anche quando leggi delle cappellate incredibili, però mi ricordo nella mia saga Roma Caput Mundi, che era dedicata a Costantino e alla dinastia di Costantino il Grande, il cattivo era il suo vescovo, io perlomeno l'avevo creato cattivo, il suo vescovo, quello che lo convinse a scegliere la religione cristiana, tale Osio di Cordoba, che è vissuto veramente. Io lo resi molto cattivo perché il protagonista del mio romanzo in realtà era un pagano, cioè io narrai, ecco perché io vado sempre alla ricerca dei personaggi storici sconosciuti, degli eroi sconosciuti. Io parlai di un pretoriano che aveva combattuto nell'esercito di Massenzio e che difendeva i valori che Costantino ha smontato, quelli del paganesimo che aveva reso grande Roma.
Quindi il cattivo dal suo punto di vista era il vescovo, questo vescovo che aveva convinto Costantino, questo Osio, che era il suo consigliere spirituale e religioso. Ora, questo Osio nel mio romanzo ne fa di cotte e di crude. Al termine del primo romanzo io leggo una critica. Un tizio diceva, bellissimo romanzo, però questo Osio ne ha fatte di cotte e di crude. E addirittura lui nel mio romanzo nasceva come generale e alla fine diventava vescovo. Cosa non inusuale, perché anche Sant'Agostino ne ha fatte di tutti i colori prima di diventare vescovo. E questo lettore diceva, però scandaloso che Frediani, questo vescovo, questo Osio, gliene fa fare di tutti i colori e poi alla fine lo premia addirittura e lo fa diventare vescovo. Ora, nella storia reale, questo Osio è vissuto fino a 100 anni. Non è che io lo potevo far morire a 30 anni, ovviamente io l'ho scelto apposta, l'ho fatto diventare cattivo perché essendo vissuto a 100 anni mi ha coperto tutta la trilogia, quindi Costantino e i suoi figli. Quindi spesso uno scrittore adotta delle scelte funzionali alla narrazione, magari i lettori non se ne rendono conto. Però siamo vincolati da dei paletti storici. Se un personaggio è vissuto per 100 anni non lo puoi ammazzare a 30. Ecco. Però al di là di quei paletti tu puoi ricostruire delle vicende, se non vere, perlomeno verosimili, che non contrastino con quei paletti storici che devi mantenere sempre. Altre domande? Curiosità? Va bene, allora. Lei ha detto che quando cerca di scrivere un romanzo le sue idee cercano di fare luce su un fatto che magari è... O su un personaggio, sì. Lei ha mai avuto anche solo l'idea o comunque un progetto futuro potenziale di partire da un contesto preciso e dare una svolta ucraonica a quello che... Sì, c'è proprio una cosa che voglio fare a livello cronico. Però il mio editore dice sempre che il romanzo cronico in Italia non tira molto e quindi per ora l'ho sempre accantonato questo progetto. Magari lo farò a quattro mani. Adesso ho cominciato, a febbraio è uscito il mio primo romanzo a quattro mani, non sarà l'ultimo perché mi ha divertito. E magari lo farò come esperimento a quattro mani con un altro autore. Però sì, c'è un personaggio, c'è una svolta della storia. E mi sono sempre chiesto se non l'avessero ucciso, come si sarebbe evoluto il mondo se lui fosse continuato a sopravvivere, avesse continuato a vivere e a fare le cose che aveva in mente di fare, che aveva dichiarato di fare. Non dico chi è il personaggio, però sì, ci penso da tanto tempo. Se l'editore mi darà la possibilità, lo scriverò. Però anch'io ho letto diversi romanzi cronici e mi hanno appassionato, però vanno molto nell'editoria anglosassone, in quella italiana non hanno avuto molta fortuna. Chi? Sì, in realtà di Falcones non ho mai letto nulla, prima o poi lo dovrò leggere. Sa cos'è il punto? Che io mi occupo talmente tanto di storia che quando voglio rilassarmi non leggo romanzi storici, anche perché tra i miei incarichi c'è quello di supervisionare i romanzi storici che la mia casa editrice acquista all'estero, quindi mi tocca già leggere quelli e siccome spesso sono romanzi anglosassoni che io detesto perché i romanzieri anglosassoni scrivono romanzi ambientati nell'antica Roma come se fossero e fanno svolgere la vicenda come se fossero
i protagonisti fossero dei Marines a Okinawa. Li fanno parlare, per l'amore del cielo, ok, dimenticano un po' il contesto storico. Mi viene, ecco, per esempio, una volta ho supervisionato un romanzo su una famosa autrice anglosassone che descriveva una scena del Colosseo in cui c'erano delle gladiatrici, il che non è inusuale perché combattevano anche delle donne nel Colosseo. A un certo punto il banditore annuncia l'entrata di una gladiatrice dicendo: ed ecco a voi la regina delle Amazzoni direttamente dalla selvaggia Amazzonia, come se i romani, al tempo dei romani, già ci fosse il Brasile. E gli anglosassoni queste cose le fanno, a me ripugnano, e quindi già mi tocca leggere molti di questi romanzi qui. Quindi in passato ho letto molti romanzi storici e ho amato tantissimo, sono cresciuto con i romanzi di Milka Waltari, Sinuhe l'Egiziano, Trunz l'Etrusco, Lauso il Cristiano, Marco il Romano, che adesso magari non si leggono più perché hanno una scrittura un po' più pesante, però io continuo a considerare i romanzi di Ken Follett dei bellissimi romanzi storici, anche quelli recenti, la trilogia del The Century, quella sul XX secolo, il seguito dei romanzi della Terra, ne ha fatti 2, il seguito dei Pilastri della Terra. Bernard Cornwell leggo, anche se lo trovo un po' faticoso, ho letto perlomeno. E per il resto preferisco leggere i thriller, o comunque leggo talmente saggi storici per documentarmi su quello su cui scriverò che poi quando mi voglio rilassare guardo la TV. Oppure suono perché faccio il musicista, insomma ascolto musica, ecco. Allora facciamo un'ultimissima domanda e chiudiamo. Che libri ha sul comodino? Ne ho, in genere li ho impilati lì così. Adesso in genere ho molte fonti romani, Plutarco, lavoro molto su Plutarco, Cassiodione, questo periodo ho lavorato tantissimo su Plutarco, su Sallustio. Poi compro spesso saggi storici, ma soprattutto sul Medioevo, sono appassionato. Adesso ho comprato un grande libro sul Sacro Romano Impero che è uscito recentemente. Poi mi sono arenato sull'ultimo di Ken Follett, e l'ultimo, La colonna di fuoco, esatto, è stato il primo libro di Ken Follett che ho mollato per ora. Lo trovo un po' faticoso, sì, perché sta scendendo troppo nel dettaglio, più invecchia più scende nel dettaglio. Ma lei si riferisce alla trilogia del secolo? No, no, perché poi è uscito il seguito dei Pilastri della Terra sul Rinascimento. No, quella mi è abbastanza piaciuta. Il secondo ho fatto fatica a leggerlo, il terzo invece l'ho letto abbastanza rapidamente. Sul secondo mi sono arenato. Invece su questa... per diletto io leggo... E non ho tempo di leggere per diletto in realtà, è questo no. Allora, posso farvi una confessione? Allora, io essendo musicista, leggo molte autobiografie di musicisti, di grandi musicisti, solo che siccome non voglio sottrarre tempo alla documentazione, le leggo in bagno, quindi le chiamo letture d'accesso. Però no, in realtà leggo ogni tanto, però li leggo dalla mezzanotte in poi. Mi impongo, se io leggo un romanzo prima di mezzanotte ho l'impressione di aver perso tempo, perché fino a mezzanotte si lavora, per me, scrivo. Dopo mezzanotte fino all'1 ogni tanto, se non sono crollato, o mi vedo una puntata di una serie televisiva che dura 40 minuti, quindi me la posso vedere, oppure mi leggo qualche pagina di un romanzo, di solito dei thriller. Leggo molto l'autore con cui ho scritto adesso un romanzo, è Massimo Lugli,
che appare spesso in TV a Storie Italiane, scrive dei noir molto belli. Abbiamo scritto un romanzo insieme, lo chiamavano Gladiatore, che ha una parte ambientata nella Roma attuale e una parte nella Roma antica ai tempi di Tito. Parla di due gladiatori, cioè un gladiatore e uno di quelli che adesso che è il suo protagonista combatte gli incontri clandestini, quelli, non so se avete visto Fight Club con Brad Pitt, ecco questi qua, e le loro storie si incastrano. E abbiamo scritto questo romanzo insieme che è uscito a febbraio. Ho voluto scrivere con lui, che era anche un mio lettore, proprio perché mi piace molto come scrive. Quindi sì, ultimamente ho letto molti thriller suoi, anche lui è un autore molto prolifico. Anche ho letto MacBride, che è un autore scozzese di thriller, di noir. Però ecco, vado molto a rilento perché leggo tra mezzanotte e mezzo, ecco, quindi un romanzo ci metto mesi a leggerlo. Sì, è vero, ma non ho tempo di vederle e comunque dopo un po' mi annoiano. Devo dire, dopo 10 minuti, quando mio padre regolarmente, lui se le segue molto, regolarmente alle 9-10 di sera ricevo la telefonata di mio padre. Andrea, c'è Barbero su Rai Storia. Andrea, c'è Manfredi che sta facendo questo o quest'altro. Mi annoiano perché ovviamente parlano di qualcosa che già so. Le immagini in genere sono mutuate dalla BBC, le prendono, sono pacchetti preconfezionati che magari fanno vedere un antico romano dei tempi di Cesare vestito come un romano dei tempi di Traiano, perché i gruppi di costruzione storica in genere adottano sempre l'esercito, il classico legionario romano con l'armatura quella a segmenti, ma Roma è durata 1000 anni e i romani hanno cambiato spesso veste, addirittura le matrone romane si facevano fare i busti senza la sommità, perché la moda delle acconciature dei capelli cambiava con una tale frequenza che loro poi facevano apporre dallo scultore delle acconciature a seconda della moda del tempo. Quindi anche i legionari romani, i legionari di Cesare non somigliano minimamente a quelli che vedete in TV, sono completamente diversi. E quindi in genere le trasmissioni storiche non mi interessano perché sono veramente di amplissima divulgazione. Poi dicono cose che in linea di massima dovrei sapere. Prego? Le serie TV invece me le consumo molto avidamente. Anche lì mi impongo di non vedere mai più di una puntata al giorno perché io, come dicevo prima, ho molta disciplina. Devo scrivere 5 pagine al giorno, ho tante passioni, faccio anche il musicista, quindi alla fruizione. Io sono un uomo di passioni. Quando una cosa mi piace la faccio, non la vedo. Di conseguenza mi piaceva la musica, sono diventato musicista, mi piaceva leggere, sono diventato uno scrittore. Alla fruizione dedico poco tempo ormai, però dedico comunque tempo perché sono stimoli, ulteriori stimoli che ricevo, quindi mi impongo di vedere una puntata al giorno. Quindi quando capito di fronte a serie che sono 8 stagioni da 22 puntate l'una, sono perso perché non finisco più e delle volte le mollo. Preferisco le serie brevi, per fortuna le serie storiche come appunto i Borgia, Rome, Spartacus, sono insomma stagioni da 8. Comunque vedo anche molte serie thriller, ho apprezzato adesso La Casa di Carta, l'ho appena finita. Devo dire anche quelle mi hanno dato molte suggestioni, soprattutto sul ritmo. Io sono batterista, tengo molto al ritmo. Le serie finiscono una puntata sempre sul più bello e questo è quello che cerco sempre di fare sui libri. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo avviarci alla conclusione. Io avrei una domanda invece non per lo scrittore ospite, ma in realtà per lo scrittore che ha condotto un po' il dialogo, perché c'è anche qui Giuseppe De Congini, insomma è anche lui uno scrittore, no? Perché laureato in giurisprudenza, ma poi esercita a Vicenza, ma è uno scrittore, è stato anche finalista del premio letterario Mario Soldati, quindi anche lei ha la passione.
scrittura? La scrittura non c'è uno scrittore se non c'è un lettore. E io sono prima di tutto un lettore, quindi avido, ho sempre letto molto, mi è capitato anche di scrivere. Non sono uno scrittore affermato, ma sono uno scrittore e scrivo romanzi totalmente diversi, ovviamente, dai romanzi storici, e però, diciamo, mi diverto così, ecco. Bene, li ringraziamo quindi con un applauso. Grazie. Grazie a voi. Agli ospiti, quindi non posso che lasciare un libro, visto che siamo in biblioteca, e le biblioteche sono come degli acquedotti, no, che portano acqua, che è un bene primario, e quindi a voi daremo in dono un libro su Romano Guardini, di Romano Guardini, che è l'elogio del libro, accompagnato ad un catalogo della mostra di Paolo Lovato, nostro artista qui di Isola Vicentina. Il catalogo è della mostra postuma del 2017, che è stata ospitata in questa villa lo scorso ottobre, e quindi questo per voi. Poi siccome sappiamo della passione per il filosofo Romano Guardini, del Concini lasciamo anche un altro libro di Guardini, che è Presenza e attesa dell'uomo, Romano Guardini, di Giuliana Fabris e Albano Berlaffa, che tra l'altro sono anche qui con noi stasera, che fanno parte del Centro Studi Romano Guardini. Grazie a voi. Però non finisce qui con i doni, c'è anche c'è un prodotto tipico di Isola Vicentina, che è l'elisir di china, offerto dalla farmacia Zanini, qui della Madonna dell'Aiuto, che è una ricetta storica. È un elisir, e quindi non è un alcolico, diciamo così, è un digestivo, che può essere assunto anche come meditazione. Lei che diceva, no, cerco l'ispirazione, ecco, col ghiaccio d'estate è un'ottima fonte di ispirazione. Ringrazio quindi voi tutti per essere stati qui stasera, chi ci ha seguito in diretta, e ringrazio anche la cooperativa Contè, che ci ha dato una mano a organizzare questo evento, e naturalmente un ringraziamento ulteriore agli ospiti. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Questa era una delle serate di Aspettando Profumo di Carta, quindi ci vediamo il 16 ottobre, quindi buona estate a tutti, potremmo dire così. Ecco. Grazie.